Ok. Vediamo un po'. Ancora, ragazzi, intrattenitore, cuoco. Ragazzi, tutti sono capaci di preparare. Cioè, per adesso non c'è niente. Cioè, quando dovrei guardare, maledizione? Intanto vediamo di buttare un po' tutta questa spazzatura che c'è da queste parti. Ok. Allora, visto che siamo, come dire, tristi, intanto vediamo di innaffiare le nostre piante, curare il nostro giardino, estirpare le erbacce e magari parlare con il nostro albero maestro. Eccolo qui. Parlare alla pianta magari per rincuorarci. Ok. Estirpiamo tutte queste erbacce. Vedete un pochettino quando non ci prendiamo cura del nostro orto quello che succede. Allora, regolarizziamo la situazione. Vediamo un po'. Ok, tanto adesso è molto più difficile migliorare l'abilità del giardinaggio. Comunque, ragazzi, qualcuno di voi potrà dire: aspettate un attimo che accendo il condizionatore, che c'è un po' di caldo. Qualcuno di voi potrà dire: ma come mai hai scelto l'abilità, il tratto genio, hai scelto il tratto smanettone, ambizioso, e ti stai dedicando a qualcosa di completamente diverso come il giardinaggio? Cioè, potresti essere anche un controsenso. Beh, ragazzi, questo è diciamo che è qualcosa anche che avviene nell'ambito reale. Quante volte è capitato che la vita ci ha offerto delle cose diverse da come le pensavamo? Beh, questo è uno di quei casi. Allora, perché non posso prendere del caffè? Vediamo un po' che succede. Mettiamolo qua. Forse si è rotta. Attenzione, vediamo di rientrare un attimino dentro. Allora, in questo possiamo interagire. Questo pure. Perché con la macchinetta del caffè no? Maledizione, che è successo? Ah, non abbiamo i soldi per comprarci il caffè. Siamo, ragazzi, sul lastrico con $1 in tasca. Quindi possiamo prenderci solo del latte e andarcene a letto, mi sa. Perfetto. Beviti questa bella goccina di latte che ti arriva fino in fondo al corpo. Benissimo. E andiamocene un attimo a letto. Allora, ragazzi, mi sa che finché non troviamo un lavoro dobbiamo necessariamente andare a questa fabbrica o industria di componenti elettronici, altrimenti rimaniamo proprio morti di fame al verde, e quindi dobbiamo rimanere. Allora, intanto io farei qualcosa di interessante. Vediamo un po', per esempio, dovrei recuperare molto nell'ambito della socialità, quindi intanto ci alziamo, dai, basta così. Ci beviamo questo bel bicchierone di latte. Mi dispiace di non riuscire a fare grandi passi da gigante, però dobbiamo... Adesso ce la faremo, ragazzi, in qualche modo. Vediamo di bere. Ok, perfetto. Il nostro latte. Ok, vediamo di berlo immediatamente. Allora, innaffiamo queste piante. Dai, innaffiamole tutte. Vediamo un po'. Eccole. Avanti, facciamole recuperare un po'. È che ci vuole davvero parecchio tempo per innaffiare una pianta. Va bene, continuiamo così. Dobbiamo trovare per forza, ragazzi, qualche lavoro che abbia a che fare con il giardinaggio. Siamo al 18%. Allora, quest'ultima si sviluppa lavorando con le tue piante, i semi, le fioriere. La sua crescita permetterà a un sim maggiori vantaggi nell'ambito del giardinaggio. Vediamo un po'. Può produrre fiori, frutti. Manca poco al compleanno di Edward. Wow, e ancora non abbiamo un erede, ragazzi. Dobbiamo trovare un erede a ogni costo. Quindi, intanto ci dobbiamo trovare anche la fidanzata. Quante cose dobbiamo fare, davvero. Va bene, stiamo innaffiando tutto. Un po' teso. Ok, qua gli alberi come vanno? Limone, maledizione. È un po' triste. Adesso vedremo. Anzi, andiamo al lavoro adesso, così cerchiamo di parlare un po'. Ah, mi sembra che oggi è il giorno lavorativo. È ora di andare al lavoro? Che ore sono? Mi sa che è ora di andare al lavoro. E andiamoci, dai, ragazzi. Vediamo di guadagnare un po'. Se no l'uomo delle pulizie non riusciamo a pagarlo. Allora, visto che siamo al lavoro, io socializzerei un po' con i colleghi, in modo tale da migliorare il nostro status della socializzazione. Il nostro panzone continua a rimanere in casa senza far nulla. Eccolo qui, si prende il libro, lo posa. Eccolo qua, Stefano Coppola. Le piante stanno crescendo bene, i nostri arbusti anche discretamente. Un po' a disagio per la fame, ma credo che mangeremo al lavoro.
Ok, allora intanto licenziamo appena torniamo questo, annulla il servizio delle pulizie perché è inutile che paghiamo un palo per farlo stare qui. Sai che non lavoro gratis, se il mio aiuto allora se il mio aiuto dovesse servirti ancora ti conviene metterti in regola e pagare la bolletta di 119 che ti invierò. Bene, mi piace questa cosa che hanno fatto, perché voi se pensate ragazzi, se non pagate un giorno la bolletta della luce, vi staccano la luce, non viene l'agente pignoratore a prelevarvi, non saprei, il computer. Questa è una cosa intelligente che hanno fatto, sicuramente molto più adatta. Intanto le piante stanno qua crescendo regolarmente, qua un po' meno, ma le piante di fragola le fanno sbocciare piccoli fiori. Ah, ok, vediamo un po'. Ok, abbiamo terminato il nostro turno lavorativo, grandioso, abbiamo guadagnato ottimi soldini. Vediamo come siamo con la socialità, ancora non tanto messi bene, anzi no, con la socialità messi benissimo. Allora abbiamo annullato, sì, l'abbiamo annullato. Intanto vediamo di innaffiare un po' queste piante. Perfetto, grande. Innaffiamo soprattutto anche questi. E dopo ci facciamo un po' di svuotamento del pungiglione. E credo di fare una bella doccia e andare a mangiare fuori con un'altra bella ragazza. Nancy è diventata vecchia intanto. Eccola qua, meno male ragazzi che non ce la siamo sposata. Vediamo un po'. Ancora a disagio. Dai, che riusciamo a innaffiare un po' tutto. Bene, anche i nostri limoni. Benissimo. Credo di aver maturato abbastanza punti nella nostra sezione. Eccola qua, dov'era? Delle abilità. Dov'era ragazzi? Ah, eccola qui. Cervello nerd. Vediamo un po'. Leggere, consegui il quarto livello di logica. Scegli una nuova aspirazione. Negozio di premi. Allora vediamo un po', possiamo comprare fino al solutore di stadi umorali. Rimuove immediatamente tutti gli stadi umorali negativi dal tuo sim. Compriamolo che è importantissimo. Perfetto. E così riusciremo a essere... Ecco, per esempio adesso ci serve ragazzi, invece di perdere tutto questo tempo, ce lo beviamo immediatamente. Dov'era? Eccolo qua. Bevi, guarda come ti senti meglio amico mio. Abbiamo preso una pozione dritta dal futuro. Vediamo un po'. Bevitela tutta in un sorso. Wow. Ehi, attenzione, che è radioattiva. Che c'è là dentro? Oh mamma mia. Eccoci qua. Olè, troppo bello. Intanto mi ricordo che questa cosa qui si poteva fare con l'ognometto su The Sims 2. Quindi vediamo di andare ragazzi al bar e divertirci. Serena non ci vuole. Qualcuno di voi ha espresso la sua opinione negativa su Serena. E cercheremo una fidanzatina un po' più snella, visto che quelle diciamo un pochettino in carne non vi piacciono. Felici in viaggio. Bene, il giardino adesso è semi discreto. Andremo, vediamo un po' dove. Alla palestra. Qui cosa c'era? Cos'era questo posto? Lounge bar. Ve lo voglio fare vedere ragazzi. Ci andiamo con vediamo un po'. Non abbiamo... Ecco, ci portiamo Serena De Luca e basta. Solo per spalla, diciamo, per reggere il moccolo, come dicono un po' al nord. Eccoci qua. Allora, eccoci arrivati. Vediamo dove siamo appunto andati. Questo è appunto un posto nuovo. Eccoci qua. Un posto di tutto rispetto. Lounge bar. Guardate che figo. Vediamo se troviamo qualche bella ragazzina. Questo è Nicolò. Abbiamo anche un po' di soldi da spendere. Ehi, guarda questa. Che carina. Presentazione allegra. Guardate come camminiamo, tutti felici. Un po' di musica. Però con le ciabatte, maledizione. Vai, presentazione allegra. E la cantante, ragazzi. È brava questa, è pure bella. Romantico e disponibile. Vediamo di complimento sincero. Ce la dobbiamo fare ragazzi, discuti degli interessi. Iniziamo in maniera tranquilla, rallegra. Barzelletta toc toc. Visto che abbiamo un livello abbastanza alto, 4 punti di comicità. Adulare. Vediamo di provare a imparare a conoscere. Però mettiamoci un po' più lontani, altrimenti mi scoppia la testa. E scoppia anche voi. Allora, parla in maniera amichevole di qualcosa. Per esempio complimenta per l'abito.
spettegola. Ce la dobbiamo fare, ragazzi, perché sicuramente questa deve essere la nostra donna. Racconta una barzelletta sulla moda. Bella la moda. Parliamo un po' di cucina. È infantile, questo può essere un aiuto. Conversazione profonda. Vediamo un po'. Perfetto. Stiamo vivendo un grande momento di felicità. Intanto i tratti, i bisogni sono al massimo. Vai. Continuiamo così. Perfetto. Abbiamo guadagnato probabilmente un nuovo grado nel carisma. Ghiottona. Racconta una barzelletta sui marziani e su ET, telefono casa. Buffo. Una barzelletta, una storia buffa. E proviamo, ragazzi, a sapere se è single. Ma pure se non è single la prendiamo lo stesso. Come si chiama? Stefania, ok. Perfetto. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Dove è andata? Sta scendendo al piano di sotto? Racconta una barzelletta. E lei? No, Serena. Vediamo di scendere al piano di sotto. Ehi, dove stai andando? Rivolgi uno sguardo folle. Vieni qui, fermati. Vediamo di rivolgerle uno sguardo folle. Vediamo quello che dice. Attenzione, ragazzi. Arriviamo. Lei è tutta vestita bene. Noi sembriamo dei barboni accattoni. Ah, meno male. Ridi. Vediamo un po'. Altre scelte. Romantico. Chiedi se è single. Vediamo adesso di abbracciarla, visto che è felice. Grande. Vediamo di provare anche un complimento per l'aspetto. È single, perfetto. Prendiamo l'onda che arriva verso la riva. Flirta. Vediamo se ci riusciamo. Attenzione. Vai, che ce la stiamo facendo, amico mio. Il nostro cavallo di battaglia. Grande. Intanto arriva questo con la chitarra. Grande. Wow, dai che ce la possiamo fare. Che sta facendo? Ah, un selfie. Pure io voglio venirci. No, dai. Allora, una barzetta per flirtare. Anche un nostro desiderio. E vai. Attenzione. Possiamo complimentarla per l'aspetto. Ancora, è bella, c'entro pure io. Grande. Mettila su Twitter così la vedete pure voi, ragazzi. Ricordatevi di Twitter, mi raccomando. Un altro sguardo folle. Che bello, ce la stiamo facendo. Romantico. Un altro complimento. Che bello fare gli stupidi, eh? Ridiamo. Ma finché si ride. Ma va bene. Grande. No, primo bacio no. Flirta, un altro colpo di flirt. Appena la portiamo qui è flirtante pure lei, ragazzi, ce la stiamo facendo. Siamo emozionati. Olè, attenzione, anche il bacio. Attenzione, proviamo nell'ambito romantico un altro complimento, perché i complimenti non fanno mai male. Vediamo. No, dove stai andando? Aspetta, ti confessiamo l'attrazione. Vieni. Forse un po' diciamo un po' presto. E vai, pausa. Proviamo adesso altre scelte nell'ambito romantico. Poni una domanda. No, un altro flirt. E poi proviamo a stringere, dai. Attenzione, ragazzi, ambito molto particolare. Questa ragazza bellissima. Vediamo un po'. Vai. Attenzione. Oh, attenzione. Colpaccio sotto la traversa all'angolino. Attenzione. Proviamo in un'altra. Vai. Attenzione. Oh, colpaccio, mamma mia. Siamo riusciti a fare del nostro meglio e forse, ragazzi, ce la faremo. Aspettate, non cerchiamo di essere troppo, come dire, veloci, ma andiamo con calma. Allora, vediamo di andare nell'ambito romantico. Battuta di abbordaggio. Proviamoci. Cerchiamo di non essere però troppo sgarbati. Manda un bacio, un altro bacio e poi proviamo anche il primo bacio. Dai, attenzione, ragazzi, siamo davvero sulla cresta dell'onda. Vediamo se ci riusciamo.
Oh, oh, che ha fatto? Ah, perfetto, avevo capito davvero il contrario. Flirtante, attenzione, scambio di battute. Vediamo se ci riusciamo, è arrivato il momento, ragazzi. È il momento. È il momento. Oh, colpita! È affondata. Mamma mia. Grande colpaccio del nostro grande Edward. Offri una bella rosa. Attenzione, primo bacio. Mamma mia. Fai il baciamano. Senti un po' di caldo, ci credo. Romantico, bacia. Perfetto. Andiamoci dentro, ragazzi. È arrivato il momento. Ci possiamo scatenare dopo mesi e mesi di attesa. Chi è questa? Vai via. Ci passa in mezzo. Che è Casper? Fantasma. Proviamone un'altra. Ci siamo, ragazzi. Un altro. Chiedi di diventare fidanzata. Ci siamo, forse, dai. Caldo e intenso. Oh, perfetto. Chi è? Sta arrivando qua un altro Casper? Sì, è Casper. Perfetto, siamo usciti una sera, ragazzi, dopo tanto tempo. Accarezza la guancia. Proviamo anche un bacio sulla guancia. Proviamo espressione di affetto. E per adesso basta, dai. Grandi. Siamo stati mitici. Più che grandi. Vediamo un po'. Perfetto. Ok, però non andare via. Non andare via, non andare via, non andare via. Aspettate, vediamo se c'è qualche altra cosa. No, è scappata. Maledizione. Va bene, ragazzi, però ce l'abbiamo fatta. Adesso possiamo tornare a casa. Allora, viaggia. Quindi siamo usciti, ci siamo trovati la fidanzata e adesso possiamo procreare in modo tale da avere un erede. Viaggia con lei, perfetto. Lombardi, portiamola a casa. Vediamo che dice del nostro bel Tugurio, il nostro grande appartamento. Ecco. No, dove sono andato? No, ho sbagliato, ragazzi, scusatemi di nuovo. Qua. Questo posto qui. Qua voglio andare. Covo Sassoso, Stefania Lombardi. Vai. Perfetto. Speriamo, ragazzi, di riuscire, ragazzi, nel nostro tentativo. Avanti. Dobbiamo comprare un colletto matrimoniale, ma vediamo adesso, con i soldi siamo un po' messi male. Speriamo che lei adatta un po' al lavoro. Noi purtroppo ci siamo lanciati in una strada sbagliata e adesso dobbiamo rimediare in qualche modo. Ok, Covo Sassoso. Vediamo un po'. Eccola qui. Sì, allettante. Eccoci qua. Se non sfruttiamo, ragazzi, adesso che è questo il momento, non ce la faremo più. Quindi bacio appassionato. È il momento, il ferro è caldo, dobbiamo batterlo. Oh, invita a restare la notte. Per la notte, scusate. Vediamo cosa dice. Allora, passare la notte insieme, un'ottima idea. Speriamo di avere i soldi per il letto. Allora, vediamo un po'. Vediamo di vendere questo vecchio lettino. Andiamo nella sezione dei letti. Eccolo qui. E proviamo a prendere quello. Ok, energia 4. Questo quanto ne dava? 5. Questo 5. Perfetto. Vediamo di metterlo. Dove lo mettiamo? La casa è troppo piccola. Intanto compriamolo. Questo vendiamolo. Qui ragazzi, maledizione. Dove dobbiamo andare a dormire? Adesso come facciamo? Questo non possiamo metterlo in un altro posto. Appena prendiamo, ragazzi, il nuovo lavoro dobbiamo fare un bel po' di modifiche, Intanto allora il microscopio lo mettiamo fuori per il momento. Speriamo che non se lo freghi nessuno. E il letto lo mettiamo qui per adesso. Poi vediamo, Ragazzi, non preoccupatevi, ma la casa è la